Cari amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. E questo fine settimana andiamo allo stadio Dallara di Bologna, ci andiamo metaforicamente, ma andiamo a ricordare un vecchio Bologna-Lazio, perché questo fine settimana si gioca Bologna-Lazio, incredibilmente si gioca di domenica pomeriggio. Sembra ormai una rarità incredibile che le partite della Serie A si giochino la domenica pomeriggio. Sembra un po' quando la gente si incontra realmente e non si manda solo i messaggi su WhatsApp. Ogni tanto c'è ancora qualche barlume di mondo normale. Parliamo di Bologna-Lazio della 22esima giornata del campionato 2000-2001, per la precisione l'11 marzo del 2001. Bologna che sta cercando dopo una stagione altalenante di raggiungere le zone europee e allontanarsi il più possibile dalla zona pericolosa, anche se l'obiettivo è quello di arrivare in Europa. E la Lazio invece, dopo un inizio pessimo, l'esonero di Eriksson e il ritorno in panchina di Zoff, sta rimontando, scalando posizioni, si trova al terzo posto ed insegue la Juventus e soprattutto i cugini della Roma. Lazio peraltro campione d'Italia in carica con lo scudetto sulla maglia. Sarà una pessima trasferta quella della Lazio al Dallara. Il Bologna vincerà 2-0, reti di Nervo nel primo tempo al 19esimo e raddoppio del grande ex Beppe Signori al 76esimo, un gol molto bello, tra l'altro quello dell'ex laziale. Alla fine del campionato il Bologna arriverà decimo e quindi fallirà l'accesso alle coppe europee. La Lazio arriverà terza in classifica e si vedrà scucire lo scudetto dal petto proprio dai poco amati cugini della Roma. Vi faccio vedere intanto il guerin sportivo di quella settimana. Qui c'è il gol di Nervo che vi ho detto prima. Eccolo, e qui c'è anche la classifica di quella giornata e poi vi faccio vedere anche proprio il resoconto con le foto, con un po' tutto il tabellino di quel Bologna-Lazio, se ovviamente lo trovo. Eccolo qua. Tra l'altro guardate la maglia del Bologna. Ora io dico sempre che oggi fanno delle maglie strane, ma certo pure questa qui del Bologna stile Genoa e stile Cagliari, dove l'avessero tirata fuori, chi l'avesse partorita e perché non si capisce. Ecco qui Bologna-Lazio 2-0 dell'11 marzo del 2001, una delle sconfitte che estromise un po' la Lazio dalla corsa a scudetto, anche se poi i biancocelesti rimasero quasi fino all'ultimo in corsa. Qui c'è anche una delle tante espulsioni di Fernando Couto in carriera, giocatore di grande temperamento, giocatore molto apprezzato dai tifosi, però con un carattere a volte un pochino turbolento. Vi faccio vedere dall'album di Calcio 2000 pure le due squadre, le due rose del 2000-2001, il Bologna di Guidolin, eccolo qua, con questa stramba maglia di cui vi parlavo prima. Poi alcune foto sono con la maglia bianca, e la Lazio con la maglia con lo scudetto sul petto, che verrà, come vi ho detto, scucito dalla Roma. In alcune foto c'è ancora la maglia del centenario, quella bianca, molto bella, in altre c'è quella celeste che verrà utilizzata nella seconda parte di stagione e in altre c'è quella nera. Bologna-Lazio 2-0 nel 2001, chissà come finirà in questo fine settimana. Questa è la rubrica La partita della settimana. La prossima settimana cambieremo stadio, cambieremo partita, chissà se cambieremo campionato. La settimana prossima c'è la sosta in realtà della Serie A, mi sta venendo in mente adesso, e qualcosa porteremo comunque. Ragazzi, perché la prossima settimana ci giochiamo il mondiale, bisogna arrivarci. Ciao Santi.